Fin da subito, quel tragico 1° ottobre a Favara, si puntarono gli occhi sul canalone di Piazza della Libertà. Tutti a chiedersi perché le grate del canalone erano aperte anziché chiuse come avrebbero dovuto essere. Domande inquietanti, alle quali sicuramente daranno una risposta i magistrati dopo l'esposto dei familiari della giovane mamma Marianna Bello. Il ricorso alla Procura della Repubblica, come abbiamo sentito, tende a capire come mai non si è dato il giusto peso al rischio, emanando semplicemente un'allerta gialla, come tante altre volte prima del 1° ottobre, quando le allerte per fortuna si erano rivelate dei flop. Ecco la chiamata in causa della Protezione Civile regionale per l'errata emissione dell'allerta, che se fosse stata rossa avrebbe sollecitato gli opportuni provvedimenti a livello locale, che avrebbero evitato tragedie come quella della quale ora indaga la Procura di Agrigento. Non resta che attendere l'esito delle indagini, ad aspettare che sia fatta piena luce sulla tragica scomparsa di Marianna Bello c'è il marito e i 3 bambini, i quali chiedono giustizia, come è giusto che sia.